Allora, chiedo nuovamente l'intervento del segretario di Verona, che così continuiamo anche vedendo le slide di supporto. Ci racconti, perché non è solo codice bianco, ci sono anche altri codici, ci sono insomma degli accessi vari, no? Sì, ci sono i 4 accessi, c'è il codice bianco, c'è il codice verde, il codice giallo e il codice rosso. Faccio una differenza: mentre il codice bianco, gli accessi al pronto soccorso in un anno sono stati 154.009, gli accessi al pronto soccorso con codice rosso sono stati 3.490. E questo sottolinea il fatto che le persone non si trovano alternativa, come è stato detto, per andare al pronto soccorso, cioè i numeri ce lo dicono. Tra l'altro, sui 154.000 persone che entrano con codice bianco, 4.662 vengono ricoverate e quindi in quel momento lì non sono più chiamate a pagare il ticket. Ma è da sottolineare che le persone si trovano proprio nell'assoluta necessità e bisogno di andare al pronto soccorso, e questo è un dato incontrovertibile, per cui c'è sicuramente da aprire un confronto serrato per chiedere alla Regione se hanno scelto deliberatamente di spostarsi sulla sanità privata e se ed effettivamente è giusto che i cittadini e le cittadine, le pensionati e pensionati, lavoratrici e lavoratori del Veneto siano chiamati a pagare ulteriormente rispetto a quello che già pagano rispetto alle tasse e in quello che già pagano rispetto ai ticket normali e alla sanità privata, considerando che in questa condizione ci sono anche in Veneto migliaia e migliaia di veneti che comunque non si curano più perché comunque il costo della sanità è altissimo. Quindi anche questo contribuisce al fatto che se uno non si cura più perché non ha le risorse economiche per affrontare la sanità privata, in certi casi, in moltissimi casi, rispetto all'emergenza non ha altra alternativa che rivolgersi al pronto soccorso. Chiaro, però se ci fossero magari dei medici di medicina generale organizzati, la medicina territoriale di base Chiaro? estesa, eccetera, ci sarebbe meno ricorso al pronto soccorso per codici bianchi? Noi siamo assolutamente certi che questo succederebbe, nel senso che se si rafforzasse in maniera adeguata, in maniera importante la sanità territoriale, che non è soltanto avere una visita, perché come segretario regionale potrà spiegare meglio di me, la sanità territoriale, oltre ad avere una sinergia di personale, è anche una sinergia di strumentazione sul territorio, per cui alcune cose tu non hai necessità di andare in ospedale a farle, e quella è anche un'opera di prevenzione, perché qua nessuno ha la bacchetta magica, nel senso che in questo paese non è stato detto ai cittadini di questo paese che la scelta è stata quella della sanità privata. E la Fondazione GIMP ci dice che tra l'altro dal 2012 al 2023 le persone in Italia hanno speso più di 40 miliardi di sanità privata e l'incremento è stato del 26% e tende a aumentare. E allora viviamo in un'ambiguità: c'è chi ha scelto sottobanco di rafforzare la sanità privata, non ci è stato detto, e ci colpevolizzano del fatto che andiamo anche al pronto soccorso perché non abbiamo alternativa, e quando siamo lì ci chiedono anche di pagare ulteriore tassa, che a quel punto lì io la definirei, come detto giustamente prima, una tassa e non un ticket. Certo. Ha un altro messaggio: tempi di attesa nei pronto soccorsi del Veneto e le liste d'attesa infinite per le prestazioni diagnostiche, ne avete già parlato, ma forse bisogna essere più energici nella protesta. Questo delle liste d'attesa, effettivamente, quando ti mettono a 60 giorni, 30 giorni eccetera, che in molti casi non riescono ad essere rispettati, per cui è preoccupante, perché a questo punto uno deve dire: ma il medico, mettimi subito d'urgenza, tanto l'urgenza sarà tra n giorni, e quindi il cittadino poi si preoccupa. Il malato. Il cittadino ha assolutamente ragione, nel senso che purtroppo nella nostra realtà continuiamo a avere liste d'attesa che sono assolutamente lunghe e assolutamente eccessive per quanto riguarda le esigenze della salute. Continuiamo a non avere, lo dicevo prima, le case della comunità, continuiamo ad avere pochissime medicine integrate
Continuiamo ad avere dei pronti soccorso che sono costantemente intasati e con i costi che dicevamo prima, ed è evidente poi la cosa che diceva Adriano Filice, e cioè che c'è uno spostamento di risorse imponenti dal pubblico verso il privato, con un esborso da parte dei cittadini estremamente importanti. Dovremmo fare iniziative più forti. Ricordo a tutti che almeno come CGIL, complessivamente Confederazione Pensionati e categorie, abbiamo già fatto diverse manifestazioni nel Veneto, le abbiamo fatte a Verona, a Vicenza, a Belluno, a Venezia, a Padova, in tutte le province, proprio per sollecitare la Regione ad assumere provvedimenti diversi, e abbiamo intenzione, a fronte delle mancate risposte, di fare un'ulteriore iniziativa che dovrebbe essere nei primi giorni di aprile. È evidente che ci serve però anche portare a conoscenza i cittadini di due fatti. Uno, che quello che succede a ognuno di loro non è che succeda solo a loro. Purtroppo è una cosa assolutamente, estremamente diffusa in tutto il Veneto. Se mancano 600 circa medici, se ci sono 600 zone scoperte per quanto riguarda i medici di medicina generale, vuol dire che ci sono decine di migliaia, centinaia di migliaia di cittadini del Veneto che non hanno una risposta. 120 giorni di attesa per una colonoscopia prevista a 30 giorni. Assolutamente quello che dicevamo prima. Quindi da un lato che la cosa è molto più diffusa di quanto vogliono farci credere. Due, che c'è anche la possibilità, appunto, partecipando alle iniziative che vengono portate avanti, di provare a cambiare la situazione, perché non basta semplicemente dire a me non danno una risposta, bisogna anche avere la capacità di influire su questo e dire che bisogna cambiare la situazione che è in essere. Ecco, voi avete appunto delle proposte. Uno, come accennava anche il segretario di Verona, ampliare, rendere operativa, lo diceva anche lei, la medicina territoriale, che però con la riforma della sanità dovrebbe essere prevista, no? Si dovrebbe attuare, doveva essere già attuata in realtà. Stiamo da tempo dicendo che il territorio, come viene detto, è la frontiera della sanità anche per il futuro. Però questo dovrebbe appunto avere a che fare con degli strumenti che o stentano a decollare o non ci sono proprio. Alcuni anni fa avevamo detto tutti che le medicine integrate dovevano essere una realtà diffusa in tutto il Veneto, salvaguardando evidentemente le situazioni, certo, penso alle isole o alcune zone di montagna in cui l'ambulatorio era più utile. Il dato è che questa cosa si è fermata sia per la mancanza di volontà da parte della Regione, sia per mancanza di personale e sia per anche incentivi che non sono stati dati. Dall'altra le case della comunità stentano a decollare, anzi in Veneto non sono proprio decollati. Anche qua basti pensare al fatto che noi stiamo ancora ragionando su come aprire le case della comunità. Una regione vicino a noi, che è l'Emilia-Romagna, sta già pensando a un modello successivo alle case comunità che chiamano CAU e che ha esattamente la finalità di arrivare ad intercettare il problema che dicevamo, e cioè quello di dare una risposta
ai cittadini in tempi veloci senza dover pagare il ticket nel caso in cui ci siano dei problemi di urgenza sanitaria. Un altro messaggio: ma vogliamo capire che la sanità buona è il sintomo di uno Stato civile? Assolutamente sì. Segretario di Verona, Felice Adriano, agire anche sul problema delle liste d'attesa, anche da voi sono nell'USL veronese, sono pesanti? Sì, sono pesanti e sono molto lunghe come in tutto il Veneto e anche in tutto il paese, come viene denunciato spesso. La questione è che quello è un risultato di una scelta. La lista d'attesa lunga è perché manca il personale, mancano le risorse, perché da tempo è stato scelto, come dicevo prima, uno spostamento di risorse sul privato, per cui grava sulla testa degli anziani, gli anziani e dei cittadini questa scelta, e noi subiamo questa cosa in un contesto, tra l'altro, nel quale le pensioni hanno un potere d'acquisto sempre minore. Il lavoro, quello che viene incrementato, è un lavoro precario, e per questo motivo noi come CGIL abbiamo promosso il referendum per rendere il lavoro più sicuro. Per cui in un momento di estrema difficoltà anche economica delle persone, si trovano anche nella situazione comunque di affrontare il proprio stato di salute dovendo pagare. Effettivamente, rispetto al potere d'acquisto delle pensionate e pensionati, questo è un ulteriore peso che ci si porta dietro. La lista d'attesa, noi come sindacato abbiamo messo in piedi un meccanismo che ci permette anche di rivendicare la lista d'attesa, ma quel rivendicare la lista d'attesa è un grido assoluto di dover cambiare rotta rispetto a quello che si è fatto fino a ieri, cioè rendere la sanità pubblica un pilastro fondamentale di civiltà di una società che si vuol sentire dire civile. Certo, siamo in conclusione, segretario regionale. Voi chiedete anche una riassegnazione dei codici. Sì, diciamo che è una delle questioni che noi poniamo. Se i dati sono quelli che abbiamo visto prima, e cioè il 55% in Veneto, il 13% in Emilia e in Lombardia, vuol dire che si è fatta una scelta di penalizzare e far pagare i cittadini del Veneto. Questa scelta secondo noi va radicalmente modificata, anche perché la giustificazione che è stata data all'inizio, e cioè che questo avrebbe ridotto il numero di persone che si rivolgevano ai pronti soccorso, ha dimostrato due cose. Uno, che questo non è vero, perché il numero di persone che si rivolgono ai pronti soccorso è uguale in percentuale in Veneto come in Emilia, come in Lombardia, come in Toscana, tanto per citare le regioni a noi più vicine. E due, perché non è neanche francamente corretto, cioè se uno sta male deve avere un luogo a cui rivolgersi, non è possibile che alla fine incentiviamo il fatto che i cittadini non si curano più se non vogliono pagare, perché questo vuol dire appunto andare verso un paese che dei diritti e della civiltà sta facendo strame. Allora siamo giunti al termine, grazie a entrambi, grazie al segretario Adriano Felice dello CGIL di Verona, di questo spaccato sulla realtà territoriale, e naturalmente Ugo Giollo dello CGIL del Veneto, per averci illustrato questa ricerca sulla situazione di pronto soccorso, delle liste d'attesa della sanità, supportati dal rapporto Agenas. Grazie a voi telespettatori di averci seguito, vi aspetto come sempre, poi se volete rivedete la puntata naturalmente sul sito, su YouTube, e poi chiamate lo CGIL per qualsiasi informazione. Buon proseguimento.